Cari amici della Motostaffetta Friulana, mi dispiace veramente non poter essere presente tra voi oggi. Per questo, con piacere, vi porto un video saluto che vuole essere una testimonianza di stima da parte di tutta l'amministrazione regionale e la comunità del Friuli Venezia Giulia. Oggi celebriamo un traguardo importante, 25 anni di impegno, di passione, di servizio. 25 anni raccontati in questo libro fotografico che non è solo una raccolta di immagini, ma è la storia di una comunità. La Motostaffetta Friulana è un esempio concreto di volontariato autentico. È spirito civico, generosità, è espressione massima di senso di responsabilità. Donne e uomini che mettono il proprio tempo e la propria competenza al servizio degli altri, operano nelle manifestazioni sportive, affiancano le forze dell'ordine. Vi riconosciamo per il ruolo di garanti della sicurezza durante eventi complessi come le tappe friulane del Giro d'Italia, ad esempio. Siete parte integrante del nostro sistema regionale di protezione civile. Voglio ricordare e ringraziarvi del vostro lavoro nel promuovere la cultura della prevenzione, l'educazione alla sicurezza stradale, l'attenzione verso chi è più fragile. Ogni servizio svolto, ogni scorta tecnica, ogni intervento è un messaggio chiaro. La sicurezza non è un dettaglio, è una responsabilità condivisa, è rispetto delle regole e tutela della vita. A questo si aggiunge il vostro impegno sociale. Penso al sostegno alle persone anziane, alle vicinanze più fragili, alla scorta agli atleti con disabilità. Gesti concreti che raccontano il volto migliore del Friuli Venezia Giulia. La Regione è orgogliosa di voi perché la nostra è una terra fatta di solidarietà, di competenze, di impegno. Grazie per questi 25 anni, grazie per quello che fate ogni giorno e buon cammino insieme per il futuro.